Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 24esima giornata, 11esima di ritorno del campionato di Serie A Fables. È Audace Calcio a 5 Verona, Ocasa Falconara. Ha perso in casa del kick-off al primo turno e poi 17 vittorie e 3 pareggi da lì. Miglior difesa del campionato, secondo miglior attacco di questa Serie A Fables. È tutto pronto, anzi è cominciato, è rottolato il primo pallone con il lancio lungo di Sestari con Putov che anticipa Pereira. Può ripartire l'Audace Verona con Maretti che cerca la sua solita bella andatura in Serie B, nella serie cadetta appunto con la maglia della società Umbra. 9 reti con la suola Ferrara verso Isa Pereira, gran tiro, e poi è proprio Gaspari, la neoentrata, a firmare il vantaggio. Ocasa Falconara avanti al 7° minuto con la rete di Maria Francesca Gaspari, 1-0. All'improvviso si è accesa la capolista con una lunga fase di possesso quasi in surplus, molto lenta. Vantaggio dell'Ocasa Falconara, attenzione a Gaspari che cerca Balardin, il miracolo con i piedi di Verdù. Bella azione dell'Ocasa Falconara, attenzione Isa Pereira che allarga per il Pidio sotto le gambe di Verdù. 10° minuto, 2-0. 23esima rete stagionale di Aline Passos e il Pidio, raddoppia l'Ocasa Falconara. Sul fondo alla destra nella porta difesa da Sestari, bel lancio del Pidio per Erika Ferrara, chapeau, grande giocata dell'Ocasa Falconara. Questa è la formazione capolista. 3-0, Erika Ferrara con il 16° gol della sua stagione. Insaccare la doppietta personale e il gol numero 24 in stagione. Biasiolo che cerca di superare sullo slancio in velocità Balardin, molto brava l'ex VIP a fare su il pallone. Attenzione Isa Pereira, 5-0, tutto veramente troppo facile con un Audace Verona che sta effettivamente mollando un po' troppo. Mani, ottimo controllo di De Cao, dribbling all'interno a saltare la pressione di Ferrara, ancora De Cao, la parata, la splendida parata, la prima vera parata di questo primo tempo da parte di Anna Carolina Cagliari Sestari. Grande azione caparbia verso Putov, si eserisce qui senza che il capitano rossonero riesca ad andare alla conclusione dalle parti di Sestari. Bentornati dal Pala Lupatottina, dove Audace Verona e Ocasa Falconara proprio in questo istante hanno dato il là al secondo tempo, primo tempo che si è chiuso con il nettissimo vantaggio della formazione ospite delle Citizens di Giulia Domenichetti. 5-0, a rivolgere la propria attenzione già agli ultimi 2 impegni di campionato. Attenzione poi al pallone perso da Arianna Pomposelli, recuperato da Isa Pereira che infila nella porta sguarnita, davvero la compagna. Attenzione che può ripartire anche l'Audace Verona con Maretti che controlla male, stava già pensando al tiro, alla soluzione da adottare. Andrea Rossi che mantiene il portiere in movimento, attenzione a De Cao che si gira, non supera Sestari che trova la porta, clamorosa rete di Anna Carolina Cagliari Sestari dalla porta, anche attraverso le travi in legno del soffitto del Pala Lupatottina, anche un po' fortunata. 7-0 al 4° minuto di questa ripresa, 16-10, la 14 ex tiki taka con la porta nuovamente sguarnita. Putov cerca, anzi Pomposelli cercava Putov, poi il rinvio direttamente dalla propria porta ancora di Sestari, vicino all'angolo di cui si incarica Biasiolo che va all'indietro da Pomposelli. A destra c'è Luana Putov. Pomposelli osserva il movimento delle compagne, osserva la disposizione delle compagne, va a calciare e dovrebbe trovare la porta Sestari, palo e gol, palo gol. 8-0, davvero però inquietante il modo in cui l'Audace Verona sta mollando e sta anche a risparmiare un po' di energie. L'Ocasa Falconara che comunque anche quasi in surplus va a portarsi, attenzione a Ficeto che trova la porta, urlo e esultanza liberatoria da parte del pubblico del Pala Lupatottina. Rete di Federica Ficeto, per lei è la rete numero 2 in campionato, 1-8, che per Emma Ciccale, classe 2010, finisce anche con le giovanissime in campo Giulia Domenichetti. Termina qui, finisce qui il match della 24esima giornata della Serie A Fables con la vittoria 8-1
della Ocasa Falconara sul campo qui al Palla Lupatottina dell'Audace Verona.